Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda l'appuntamento con Mixed, il venerdì con Enzo Cataruzzi, già collegato con noi dalla sede di Pasean di Prato. Buon pomeriggio Enzo, ben ritrovato, come si Buon dice in questi pomeriggio a casi. tutti. Bene, nonostante il Allora, caldo siamo sul pezzo. beh, stanno arrivando i temporali, tra l'altro, e c'è l'allerta meteo. Approfitto per ricordare ai nostri amici che ci stanno guardando oggi venerdì che in Friuli Venezia Giulia c'è un'allerta gialla fino a mezzanotte per quanto riguarda i temporali e rischio, come si dice, con abbondanti piogge brevi ma forti che potrebbero comunque lasciare il segno. Ma non parliamo di meteo oggi con Enzo Cataruzzi, parliamo di quello che accade, insomma, l'aria che tira dalle nostre parti. Partirei subito, Enzo, col discorso relativo all'acciaieria presunta tale in progetto per il momento solo sulla carta, ma non si sa su quale carta, nell'area dell'Aussa Corno, no? In territorio comunale tra Carlino Sì, e San Giorgio di Lugaro. sì, innanzitutto c'è da registrare che ci sono i sindaci che dicono stop all'acciaieria, praticamente è una presa di posizione trasversale di quasi tutte le amministrazioni della Bassa, no? La Bassa Friulana, contro questo impianto della Metinvest che metterebbe a loro dire a rischio l'ambiente e il turismo. No? Abbiamo i sindaci da Marano, a Grado, da Lignano, a San Giorgio di Nogaro, Latisano, Tor Viscosa, Carlino, Aquileia, Palazzolo, insomma una zona molto popolosa e anche molto importante della Bassa Friulana che mette in discussione questo progetto. È chiaro che a questo punto il progetto andrà anche spiegato. Io penso che chi ha l'idea di fare un progetto proprio per dare uno sviluppo economico alla nostra regione dovrà in qualche modo pensarci bene, perché insomma gli enti locali non sono molto tiepidi sull'argomento, no? Probabilmente si aspetterà anche una parola della regione, dell'assessore Bini, ma anche del presidente della regione. Io penso che il presidente della regione dovrà aprire o chiudere la vicenda, insomma. Ecco. Certo. Senti, secondo te, per il momento ripetiamo, si parla, sono solo voci, ma di materiale nulla, no? Per il momento. Ma c'è stato questo battage, questo interessamento, no? E adesso io penso che sia l'azienda che la regione spiegheranno il progetto, perché al di là del battage mediatico, l'area dove dovrebbe sorgere l'acciaieria è prospiciente alla via Linussio, mi dicono, che è una via molto importante, per cui probabilmente ci sarà proprio magari a San Giorgio di Nogaro un forum, qualcosa, una presentazione. Io penso che dovrà essere fatta anche per dare luce e Certo. trasparenza alla questione, perché se questa acciaieria è green come dicono e va fatta, bisogna stare attenti a non perdere l'occasione. Se invece l'acciaieria porterà più, diciamo così, meno benefici di quello che sono previsti, è chiaro che gli enti locali sono chiamati a una presa di posizione non da poco. Ecco, questa è Certo. la realtà della politica, no? E lì sono perfettamente d'accordo con te, sempre nel fatto appunto da capire poi cosa sorgerà. L'altra settimana, quando abbiamo fatto l'intervento, si è parlato che, almeno così, una presa ufficiale di posizione da parte dell'assessore di competenza che parlava di futuro dedicato all'area cantieristica, no? In quell'area lì. Questa sarebbe Sì. l'alternativa. Secondo te è quella più plausibile e più praticabile, no? Alla fine. Questa potrebbe Oppure, essere. permettimi, è soltanto un po' di acqua gettata così per abbassare un po' la calura che stava salendo. Penso che potrebbe essere anche questa un'alternativa, anche perché Porto Nogaro è evocato per queste cose, no? E quindi dovrebbe essere certamente che mi pare che vogliono mettere vicino le due cose, cioè l'acciaieria con Porto Nogaro che potrebbe aprire le porte al mondo, no? Partendo da lì. E quindi questo è un bel tema, un bel problema che si trova in mano proprio la giunta regionale. Io penso Certo. che l'assessore Bini, che praticamente è lui l'assessore delegato, ma assieme anche all'assessore ambiente, entrambi hanno avuto ieri l'avventura di di scamparla sulla sfiducia, perché entrambi hanno avuto la richiesta di sfiducia da parte dell'opposizione, ovviamente, la maggioranza ha fatto quadrato, e mi pare che tra urla e schiamazzi non è stata una bella pagina di storia della nostra regione, ecco, in sostanza. Certo, certo.
Ecco, infatti volevo Diciamo poi che aprire con te questa seconda parentesi, no? In merito a quello che è successo ieri in Consiglio regionale. Tutto è nato dal fatto che il consigliere Onsel, Open FVG, al momento della commemorazione, il minuto di raccoglimento in memoria di Silvio Berlusconi, è l'unico che non si è alzato dalla sua sedia, mentre tutti gli altri consiglieri hanno rispettato, come si dice, il protocollo per commemorare nel bene o nel male, insomma, la figura del già cavaliere Silvio Berlusconi. E da lì, insomma, è partito subito un fuoco d'artificio, se mi è consentito il sì, termine, sì, sì. tra Fedriga e Riccardi contro appunto Onsel, criticando pesantemente l'atteggiamento del consigliere regionale. Tra l'altro va detto che anche il PD non ha apprezzato, diciamo così, la scelta messa in campo dal già magnifico rettore di Udine, no? Sì, ma io penso che la presa di posizione di Onsel è stata un distinguo per avere qualche pagina sul giornale, l'ha avuta, è stato accontentato praticamente, ma comunque lo stile, diciamo così, è l'uomo e in qualche modo, secondo me c'è stata una carenza di stile, ecco, poteva alzarsi che non Mm. succedeva niente e fare Qualche magari un maligno, intervento allo stesso. qualche maligno ha additato questa cosa perché pare che proprio il Cavaliere sia tra i fautori della cacciata, che poi non è, di Sì. Fabio Fazio, dell'amico Fabio Fazio, Ma dalla ex insomma, Telecabul, no? sì, ma sono tutti retroscena che lasciano il tempo che trovano. Ormai il Mm. dopo Berlusconi è già iniziato, con poca Gossip, pagina, gossip, per cui insomma riposi in pace, buonanotte, insomma, Onsel se ne faccia una certo. ragione e porti avanti le sue politiche, Mm. insomma. Non è stata una bella Certo, certo. figura, ecco, a mio modo di Sì, non vedere. è stata proprio una cosa bella da vedere, insomma, in tutti i sensi, perché comunque vada, quando si deve commemorare una persona, ripeto, nel bene o nel male, a livello Sì, istituzionale, bisogna proprio distinguersi in questa maniera, no? Se vuoi distinguerti, fallo in maniera proprio istituzionale. Se poi vogliamo fare un po' di gossip, come hai detto tu, giusto per avere 5 righe sul Messaggero Veneto, sul piccolo, la insomma, notorietà si sa, passa, è come il vento, no? Oggi ci sì, sei, domani non ci sei. è stato accontentato, Mm. punto, finito. Bene, suo momento di gloria c'è stato, parleremo anche di Onsel forse solo per questa cosa qua nei 5 anni che sarà Esatto, consigliere fino adesso regionale. insomma non so se poi porterà avanti Sì. qualche altra. Poi c'è sempre la questione Mm. della sanità, no? Perché mi pare c'è stata E anche questo qualche. è già entriamo in un altro tema molto delicato, no? Già un sit-in davanti all'ospedale di Udine, a dire la verità non era molto affollato, però insomma chi ha partecipato erano della gente insomma, che rappresentava i sindacati, rappresentava il mondo delle professioni, per cui qui mi pare che c'è anche un'apertura da parte dell'opposizione e della maggioranza a lavorare assieme. E questa secondo me è una bella idea, una bella pagina, perché il cittadino vuole che i Mm. problemi vengano risolti, no? Perché la battaglia elettorale E qui c'è. se permetti Enzo, dobbiamo dire anche chi è colei che sta facendo un po' da collante, che è l'assessore Simona Liguori, pardon, il consigliere regionale Simona Liguori, che praticamente da quando si è diventata consigliere regionale, già nel precedente mandato, insomma, si è sempre battuta in prima linea per cercare, insomma, di risolvere il problema legato alla sanità. Sì, lei è anche un medico, mi pare, per cui ha anche Mm. la sensibilità giusta, però io ho intravisto anche così dagli atti, dagli ultimi discorsi, dall'affermazione, anche l'assessore alla sanità Riccardi mi pare che è predisposto ad avere un dialogo, un confronto, perché è chiaro che bisogna voltare pagina anche qui e ripartire con le cose concrete, perché i cittadini hanno bisogno di essere rassicurati su questo fronte, no? I Mm. cittadini del Friuli Venezia Giulia sono anche tra i più anziani d'Europa e per cui insomma le due cose vanno messe vicino, no? C'è un po' di apprensione su questo, non tanto, anche sul fatto che mancano dei medici, ma qui il problema è di natura duplice, no? Tra sanità e università, eccetera. Poi alla fine mi dicono che addirittura potrebbero venire medici da fuori regione, da fuori nazione, come non so, i cubani, oppure non so, insomma, in qualche modo sì. Però la questione della sanità, dell'organizzazione va, a mio modo di vedere, rivista e penso che l'assessore Riccardi lo farà insieme proprio alle opposizioni che hanno tutto
la convenienza a partecipare e a non fare polemiche sterili, perché ormai lascia il tempo che trovano, no? La gente è stufa di vedere strumentalizzazione, vuole avere concretezza, qualche volta anche un segno anche di vicinanza, insomma, anche chi li ha votati. Certo, soprattutto la collaborazione fa squadra e magari nel tempo, insomma, qualcuno può prendersi anche dei meriti molto importanti in vista poi delle successive tornate elettorali. Senti, Sì, per quanto anche perché il riguarda prossimo anno si invece... vota nei comuni. Certo, senti, per quanto riguarda invece il resto del panorama regionale, mi sembra che non ci siano tante novità rispetto a una settimana fa, no? Ma diciamo questo, che ormai si va verso l'estate e sappiamo che verso l'estate ci saranno dei summit, degli incontri, delle riunioni sicuramente tra partite e in mezzo ai partiti per cominciare a vedere come affrontare le prossime amministrative e soprattutto anche le europee. Non dimentichiamo, noi abbiamo anche le europee il prossimo anno. C'è qualcuno che dice che ci potrebbe essere un'azione anche veloce per poter portare al voto anche le province. E qui bisogna vedere che idea ha la regione, la signora Roberta in primis, ma la regione, quindi Federica, perché si gioca la faccia qui, non tanto sulle aree vaste, tutte queste storie qui, ma mi pare che parlano proprio di province, quindi avendo il governo amico, tra virgolette, potrebbero fare una cosa veloce in 6 mesi. Certo, devono correre, insomma, no? Quindi si parla della provincia del Friuli, la provincia anche della città metropolitana di Trieste, insomma il dibattito lo potremmo aprire magari nelle prossime settimane e magari anche noi avanzare qualche idea, qualche progetto, insomma, perché io penso potrebbe che... essere la famosa idea della grande provincia del Friuli da una parte, con Gorizia, Udine e Pordenone, e l'area metropolitana, come hai detto tu, di Trieste dall'altra, no? Però magari due province io penso autonome, che non solo così Pordenone per vorrà fare segni. ritagliarsi. No, ma Io io penso dico, che devono essere comunque Pordenone... 4 province. Secondo il mio punto di vista, ormai l'autonomia del Friuli Venezia Giulia deve essere giocoforza cambiata, no? Cioè la regione Sì, autonoma va bene, però studiare anche quello che fanno gli altri, tipo Trentino Alto Adige, non sarebbe sbagliata, no? Perché ogni 4 province con un'autonomia ben delineata per il territorio non sarebbe così poi tanto ecco, malvagia, c'è no? anche questa tesi, anche questa proposta sul tavolo, ma io penso che giocherà molto sul fatto che Pordenone vuole il suo territorio, Pordenone vuole distinguersi perché ha paura di sparire, diciamo così, dal punto di vista identitario. Udine, non Certo. immaginiamo che lo vorrà, quindi la partita si gioca molto all'interno del settore friulano, perché è chiaro, Trieste è già a posto, la Venezia Giulia è già a posto, quindi si gioca tutto nell'ambito friulano. Per cui vedremo chi partirà con le proposte e noi siamo qui a E non solo politico, il fronte non solo creare... politico, ma soprattutto quello No, dell'impresa, no, no? ma l'impresa, tutti, Sappiamo io che c'è penso un che po' tutti di... possono... Ci saranno anche delle associazioni culturali, io penso che partiranno con dei progetti anche giusti per poter delineare. Si parla addirittura della provincia della montagna di nuovo, la bassa... Insomma, è chiaro che alla fine dovranno anche trovare una soluzione, perché non è che possiamo fare 40.000 cose perché la gente vuole avere delle province, va bene, ma però bisogna vedere come vengono strutturate, no? Se vengono strutturate come Chiaro. prima, cioè vedranno un po' degli edifici scolastici, della viabilità, di quello che manca, che delega avranno, o se saranno solo dei contenitori per accontentare chi è stato accomodato fuori dai palazzi tramite il voto, l'ultimo voto. Vedremo, insomma, vedremo. È interessante, è interessante. Insomma, l'estate porterà consigli, come si dice in questi casi. Non sarà un'estate Esatto. calda, ma calda un po' su tutti i fronti. Bene, grazie Enzo Cataluzzi per la tua partecipazione, grazie agli amici vicini e lontani per la visione e l'ascolto. Termina qui l'appuntamento con Mixed. Noi torniamo venerdì, stessa rete, stessa ora. Mandi e alla prossima. Mandi.